Oggi non lo so, però mi sento un po' cagato sotto. Lì. Ecco, di nuovo un'altra. No. Andiamo all'esplorazione. Scegli la strada giusta. Che schifo. Quello pezzo era cacca. No. Cadutazione. Dimmi solo una cosa, dillo al popolo di YouTube, dai video come sembra. Pensa che quella salita lì, quella guardi, no, l'hai vista, l'abbiamo fatta. Quella è la più semplice che abbiamo fatto. Non ci ha visto proprio questo. Ciao! Scusi. Sì. Volete qualcosa, una briochina, un cornettino da portare per fare uno spuntino prima? Ma no. E anche oggi ragazzi si va a fare del sano enduro. Siamo sempre in compagnia del nostro amato Trecentone due tempi che si alza con una facilità assurda. È un carro armato, si può dire. Bellissimo. Veramente ragazzi, ha sempre forza. Dietro di me c'è Marco. Oggi ho portato anche un'altra persona a vivere questa fantastica esperienza. Tutto culo in avanti, piede fuori. Vai, iniziamo già a divertirci. Madonna, ho preso un proiettile addosso. Non guardare in basso, perché dove guardi lì porta il tuo peso. Lo sguardo lo vedo sempre comunque in profondità. Iniziamo a vedere come va, poi tra un po' ci fermiamo. Vabbè, io mi avvio, tanto la strada è sempre dritta. Oggi non lo so, però mi sento un po' cagato sotto. Vabbè, ancora non ho preso il ritmo, dai. Ok, vai. Vai Valentino, vai. Inizia a guardare bene il percorso e non fare minchiate. Ok, già la prima l'ho fatta. Che figura di me. Subito, appena l'ho detto. Io ho paura perché qua stavano i cani, se non mi sbaglio. C'erano dei cani randaggi. L'ultima volta non me la son vista tanto bella con quei cani. Cani, dove siete, cani? Dai, facciamo scorrere un po' di più la moto. Vai. Sono tanto lontani. Vabbè, io proseguo. Olè, roscioni bastardi, vi affronto come se nulla fosse. Io ho paura di quei cani di merda. Ci sono dei pezzi di osso abbandonato, mi sto avvicinando alla loro tana. Mi fermo. One eternity later. Ti stai stancando abbastanza? Perché da quel poco che ho visto devi stare in piedi e mettere il peso sulle pedane, in modo che l'avantreno è leggero e ti copia tutti questi ostacoli. Appena prendi il minimo abbrivio che ti consente di alzarti, alzati. Marco, mi hai sporcato tutto. Ma sei un troglodita! Bellissimo. No. Che paesaggi. Ma quanto mi piace la montagna. Ma ci stava una bella impennatella. Oh, un insetto di merda. È entrato nel casco. Later. Mi stava facendo cadere, ma no. Dovevi spostare il peso internamente. Gira di più lo sterzo, gira, quello gira lo sterzo. Olì. Spegnila col tasto rosso. Ah, è partita la leva del freno, penso. Sta a terra, sta. Vuoi darmi quella, Lore? Come è successo? È scivolato. Vabbè, si sta col peso all'indietro. Tutto a posto, l'importante non si è fatto male. Subito col peso all'indietro perché qua la pozzanghera... Era semplice. Non l'ho preso la pozzanghera, sono andato sopra. Ha scelto di passare qua, guarda. È scivolato qua, l'anteriore. Passa di qua. Olè! Un taglialegna. Che bello, un legnataglia. Buongiorno. Buonasera. Io prendo il percorso più tortuoso.
giocando molto di equilibrio alla fine. Ce l'ho anche in prima, sì. Ecco qua. Opla. Il peso dietro, Marco. Opla. Quando ti senti stanco nelle braccia, stringi le ginocchia. Ok. E la faccio slittare un po', che mi diverte. Dove andalo? È tosta, eh? La video non rende. Ma lui sta pure alla fase base iniziale. Io qui voglio caricare e saltare, però. Vabbè, pure è molto bagnata e molto sporca oggi la strada. Mi è schizzata la cacca negli occhi. No, la cacca, il terreno. Salve. Buonasera. Il peso fuori, fuori. Madonna santissima. Corpo dritto. Il corpo dritto. Ho voglia di farla saltare la moto io. A few moments later. Dai, adesso stiamo andando al percorso, diciamo, un po' più impegnativo rispetto a quello che abbiamo fatto prima. Soffrirai un po' su queste pietre, è normale, però poi dopo migliora. Si giri con le gambe così, gamba e gamba, stretta qua vicino forte. Però così credimi non senti un c***o, sulle braccia ti rilassi proprio. Vai, dai, sono semplici. Ormai queste qua che prima guardavo con terrore le faccio con una semplicità assurda. Olè, grande Marco, vai. Scegli la strada migliore però. Oggi qua fa schifo. Per dire la verità è più difficile del solito. Io parto un po' più cattivo qua. Oh, got squirrely. Oh. Poi chi se lo immaginava, ragazzi, di camminare salto, Got squirrel. di camminare così. Bellissimo, ho preso una sicurezza e una confidenza anche con il mezzo assurda. Fango non ti temo. Anche se dovrei, perché sei molto più fangoso delle altre volte. Il percorso ormai mi viene semplice sceglierlo e qua bisogna far scorrere. La moto va solo lei. Opla, ecco qua, peso tutto dietro. La sorgente! Apro io il cancello. Guarda quanto è morbido. Che schifo. E quello penso era cacca. No. Ok. Ma che schifo, penso di vedere la cacca di vacca. Sì, la natura è incontaminata. Quando guardavo con terrore questa salita la prima volta, adesso potrei fare veramente quello che voglio. Molto stancante? No. E pensa che hai fatto il percorso più semplice che sta. Pausa colazione con la pizzetta fritta. Ti vedo morto. Non sono più abituato. Andiamo a farvi vedere il giro corretto a Marco. Vestizione, preparazione, indossazione, accensione, cadutazione. Sembrava fatto apposta, non lo è stato fatto apposta. Quando mo faccio la curva col piede fuori, lo butto proprio da quest'altra parte. Molto meglio, la devo riprovare. La devo fare veloce. Sì, la fai 10 volte più veloce. Preso il tronco. No, il tronco, il sasso. Sbaglio perché guardo il sasso e non lo devo guardare. Sei chiusa? Mo che non l'ho guardato proprio, l'ho fatta super veloce. 1 minute 37 seconds later. Opla, è stata pesante? Sì, a me hai visto prima quante volte sei chiuso? Vogliamo provare a saltarlo con la moto. Non ti sei reso conto dove hai urtato? No, ne posso scendere anche di qua, Oh, io andavo oltre.
Infatti di qua è abbastanza difficile. Andiamo all'esplorazione. Qui potrei girare. Eh sì. Vedo Marco sofferente. Vabbè, dici che è un po', stai facendo un po' più grande, che ti è piaciuto, ti sei stesa a terra, ti stai rilassando. I literally want to die. E io mi diverto a fare 2 saltini, che così prendo anche la mano con quelli più grandi. Inizio ad imparare a comprimere. Come stai? Botte? Dolori? Vai, vai. Ho scelto di passare nel posto sbagliato, ma basta che la faccio scorrere e la moto va. Mi devo chiudere la visina perché Lorenzo mi butta la roba addosso. Vai, vai! Oppola, no, non l'ho fatta scorrere e mi sono spaventato. Ed invece la devo far scorrere. Marco, ragazzi, si è preso qualche minuto, è risalito, è appena ricaduto, però non molla. Ragazzi, è difficile, il fango è melmoso e ci vuole coraggio, dai, perché quello è il punto. Per come ho fatto io prima, che al sasso mi fermavo a guardarlo, ho rischiato 2 o 3 volte di chiudere l'anteriore. Quello è il punto, bisogna guardare oltre e passare sull'ostacolo con tutta tranquillità. Ecco qua. Non mi hai visto? Non ho seguito il percorso, volevo fare la curva, poi all'ultimo ho detto vabbè faccio lo slalom e mi si è chiuso. E sono caduto anch'io. La caduta della giornata ci voleva. Penso di aver storto un po' lo sterzo? No, oh sì, no, oh sì, no, oh sì. Oh. Dai, sta prendendo confidenza piano piano col mezzo. L'hai fatta apposta! Vai, non ti fermare, uomo! Devo riuscire a farmi un giro completo. Devo riuscirmi quasi a girare per alle in piedi. Voglio riuscire a girarmi dritto, sai, e ripartire proprio. Più dietro col peso. Oh, sì, sì! No, però quando ho visto che stava girando l'ho fatta continuare pure a girare io. Il prato è cattivo. Conetto, ciao. Sono io che sto andando cattivo perché la voglio riuscire a fare. Perché questo lo spingo interno e questo però ce l'ho sul freno, quindi devo capire bene come giocare anche con il destro. Dai, veloce, affonda. Bravissimo. Saltone, dimmi solo una cosa, dillo al popolo di YouTube, dai video come sembra. Un po' meno stanco. Pensa che quella salita lì, con la guardi, no? L'hai vista? L'abbiamo fatta. Quella è la più semplice che abbiamo fatto. Cioè, ne orrende dai video. No, per far capire anche a casa, vedi, lui che è un utente, che guarda anche i miei video. Oh, l'ho persa. One eternity later. Non cadere sulle dita. No, non lo dire. Allora vai tu avanti, così ti faccio il video. Bravissimo Marco. Scegli la strada giusta.
A few moments later. Oh, sei andato tranquillissimo. Ma mo vedi perché? Perché ti sei sciolto, mo non ti dovresti fermare. Non mi frenare avanti, ti stavo venendo a finire addosso. Oggi è stata un'endurata un po' più semplice, ragazzi, era più divertente, dai, devo dire, ci sono state un paio di case di Marco molto divertenti, anche quella mia era abbastanza divertente. Ecco, di nuovo un'altra. Già, fare questi percorsi è molto difficile. La Sassoliera, le mulattiere che c'erano all'inizio lì dove ci sono tutte rocce pure sono abbastanza difficili. Marco alla fine è andato discretamente bene, si è reso conto che alla fine nei video sembra molto semplice ma non lo è. Tutti i percorsi che facciamo, ragazzi, la GoPro, la Insta non riescono a rendere la profondità, le altezze o la grandezza di qualche masso. Marco, spegnila, se stai a folle spegnila. Vai Valentino, sei super iper mega veloce. Aria fresca, oggi si moriva dal caldo. Ui, saltino. Passo delante. Sì signor capitano. Qui è la famosa fantomatica caduta. No. Le p***e sul serbatoio, così posso fare le staccatone. No, la situazione non era tanto bella. Cioè, che cavata, ragazzi, sono dritto seduto col c***o proprio sui due fianchetti laterali in le curve. Cioè, riesci a capire veramente tanto, ti aiuta tantissimo fare enduro, ragazzi, mamma mia. Cioè, veramente ti mette nella condizione di quando sei in strada di avere fiducia nel tuo mezzo e di riuscire a fare cose che magari in emergenza, in sicurezza, in qualsiasi cosa ti possono ritornare utili sempre. Ma che controllo c'ho della moto ormai, fossi, dislivelli, tutto tramite le pedane si riesce a controllare. Qua posso impennare, ci sta il brecciolino di qua. Oh, c'è il brecciolino a terra. Che bello quando mi fanno fare il criminale. Sto fumando lavanda. Devo imparare bene col tassello perché quando la sento alta che la provo a frenare forte è come se sgommasse. Quindi non mi sento sicuro. E che dire, ragazzuoli, io adesso mi vado a mangiare un buon panino, provola e mortadella. Sì, perché quello voglio. Ho una buona pizza. Noi ci becchiamo al prossimo video con questo saltino fuori ai carabinieri. Ciao.